E allora, amici ed amiche appassionati di grande futsal, buongiorno e ben ritrovati sempre qui alla Pala Cosenza. Abbiamo già avuto modo di mettere in crisi, in apprensione le nostre corde vocali con la partita dell'Under 15 andata in scena poc'anzi alle ore 9:30 e ora ci auguriamo che questa partita dell'Under 17 sempre tra Veneto e Lazio ci possa regalare almeno altrettante emozioni. Under 17 a confronto con l'obiettivo comune del passaggio del turno, con la formazione guidata da Andrea Rozzato che ha compiuto il proprio dovere alla prima giornata di questo girone con un 21-1 che non ha ammesso repliche ai danni della Toscana. Il Lazio si è imposto invece per 6-2 ai danni dei toscani e dunque il Veneto si presenta con la possibilità di compiere 2 risultati su 3, di ottenere 2 risultati su 3 per passare il turno. Va bene anche il pareggio, in caso di arrivo a pari punti ovviamente la differenza reti favorirebbe gli uomini guidati dal mister dell'Antenore Sport Padova. Si salutano adesso le formazioni agli ordini dei direttori di gara. Abbiamo visto anche il saluto, abbiamo visto adesso il saluto agli ordini dei direttori di gara e anche il saluto tra capitani con Federico Enea Franzoi e Tommaso Ceccarelli coinvolti nel saluto. Nel frattempo vi proponiamo ancora una volta il volto tifo del Veneto nelle nostre immagini con il leone alato, la bandiera esposta nella Pala Cosenza per rimarcare ed esaltare, insomma far risaltare la propria presenza, mettere in chiaro la propria appartenenza, diciamo così, da parte dei tifosi veneti. Calcio d'inizio che verrà dato dal Lazio in tenuta di gioco blu o azzurra che dir si voglia, insomma fate come vi pare. Insomma il Lazio si presenta con una maglia di gioco abbastanza neutra, appunto di color blu in amaranto o granata, invece il Veneto. Andiamo a leggere tra pochi istanti gli starting 5 non appena il gioco inizierà. Il primo calcio al pallone verrà dato dal Lazio con Capitan Ceccarelli. Attendiamo solo il segnale d'avvio del direttore di gara, c'è ancora qualcosa da sistemare per quanto riguarda il cronometro e in particolare il tempo. In questa partita si tornerà al minutaggio classico del calcio a 5, ossia 2 tempi da 20 minuti effettivi, a differenza di quanto abbiamo ammirato in precedenza. Salutiamo tutti quelli che ci seguono in diretta, siamo già 146, salutiamo Marco Candosin, Elisabetta Bergantin, Lorenzo Nozzi, Gionale e Domo Serramenti che caricano al punto giusto i nostri ragazzi. Salutiamo anche Daniel Cabral che si dichiara in ansia per questa partita e di voler vedere di persona mister Rozzato, indubbiamente un allenatore di grande importanza che ha fatto davvero bene in questi anni all'Antenore Sport Padova. Salutiamo il dirigente accompagnatore Davide Carpanese, come ci chiede il nostro caro Daniel. Iniziata nel frattempo la partita delle Pala Cosenza con il possesso palla da parte del Veneto, del Lazio chiaramente, che ora manovra con Pietrasanta. Viene incontro al pallone Terracina, autore di 2 gol nella prima partita del girone del Lazio. Salutiamo anche Marchiori, come ci chiede Gaetano Tricarichi. Serie di batti e ribatti, e alla fine possesso ancora per il Lazio che parte a sprombattuto. Marcelo alza la testa, viene ostacolato, Franceschini recupera il pallone, cede sulla sinistra da Alessandro Gallocchio, autore di 4 centri della gara d'esordio contro la Toscana, non il top scorer del Veneto. Intanto ancora 1 contro 2, traffico per vie centrali, ne esce in qualche modo Alessandro Gallocchio, che dicevamo non è il top scorer del Veneto perché Kevin Schiavinato si è superato con
i suoi 6 centri messi a segno con la Toscana, il bomber straordinario che possiede la Fenice Venezia Mestre, uno dei tanti giocatori provenienti dal vasto e fruttuoso settore giovanile arancio-nero-verde. Ora possesso palla per il Veneto con Franzoi che prova a districarsi e a destreggiarsi in particolare. Salutiamo anche Cristiano Marcialis, come ci chiede Matteo Fusaro, salutiamo anche Camilla Schiavinato e tutti quelli che commentano in diretta. Nel frattempo il sinistro in girata di Gallocchio che termina sul fondo. Mattia Maso ci chiede di salutare Marco Furlan che viene prontamente accontentato. Ricordiamo a tutti voi di commentare il più possibile perché vi renderemo protagonisti attivamente in questa diretta. Nel frattempo conclusione da parte di Ceccarelli, strepitoso Zanotto, davvero strepitoso nella risposta in piena faccia, è stato colpito di fatto in volto il portiere della Fenice Venezia Mestre, che in questo caso ha un compito molto più agevole sul destro di controbalzo di Capitan Ceccarelli. Poi il pallone è messo direttamente in out, rimessa laterale ovviamente per i Leoni. Gallocchio sul pallone, si apre a destra e riceve Franzoi, 1 contro 2, viene chiuso, braccato da un sandwich di maglie blu e ora possibilità di avanzata che non viene sfruttata con l'errato passaggio da parte di Illotti. Lancio in profondità cercando ancora Capitan Ceccarelli, tocco all'indietro che coinvolge direttamente Gatto. Ora Pietrasanta circondato da 2 avversari, Ceccarelli. Le marcature sono piuttosto stringenti, si lotta su ogni pallone, è davvero complicato scovare uno spazio con cui infilarsi e con cui far male. Il Lazio ci prova in ogni caso, Lazio che ha l'obbligo di vincere per passare il turno, come ricordavamo in precedenza. Ora avanzata e conclusione vincente da 2 passi da parte di Gallocchio, assist di Franceschini e rete del bomber dell'Antena del Sport Padova, il quinto centro in campionato, rapace d'area di rigore. Alessandro Gallocchio compie egregiamente il proprio dovere. Passiamo a comandare al 4° minuto di gioco, azione nata sull'out di sinistra, davvero strepitoso e poderoso Riccardo Franceschini nell'avanzata, palla al piede, nel dribbling ai danni dell'avversario, e il resto lo fa Gallocchio che sotto porta realizza inesorabilmente il gol dell'1-0. Fallo commesso ai danni di un giocatore del Veneto e dunque primo fallo commesso dalla rappresentativa laziale. Salutiamo ancora una volta tutti i nostri spettatori, i nostri telespettatori che seguono da più di 1000 km di distanza dal lontano Veneto, da casa nostra comunque, che sentiamo distante per certi versi ma vicinissima sotto altri aspetti. Grazie ovviamente alla vostra partecipazione e al calore che si è creato attorno a questa squadra, attorno a queste squadre. Ora conclusione da parte di Ceccarelli, ci chiedono se si tratta del giocatore dell'Olympus e confermiamo le impressioni di Marco Candosin, è proprio il giocatore dell'Olympus Roma classe 2007. Ora tiro cross da parte di Luca Pietrasanta, palla direttamente sul fondo, 16:57 ancora da giocare, 5° minuto in corso. Guariento lancia in profondità, Terracina può destreggiarsi e alla fine la palla si disperde nel nulla, o meglio in fallo laterale. Rimessa Veneto, alla battuta Franceschini che ha già firmato un assist in questa partita. Scivola in questo caso Guariento, rischia la vita sportivamente parlando, ma alla fine ha la meglio, o meglio evita di commettere un pasticcio rialzandosi prontamente, tempestivamente. Izzo appena entrato in campo, Ceccarelli la gira
con 2 tocchi di palla, prova a divincolarsi qui Terracina, viene chiuso, si rimane sull'1-0, decisiva, lo ricordiamo per chi si fosse collegato solo di recente, la rete segnata da Gallocchio, il quinto centro del suo torneo. Ora Ceccarelli, 1 contro 2, si infila, mette al centro, si salva in qualche modo la retroguardia veneta con grinta, con caparbietà, ma il Lazio recupera nuovamente, può involarsi in un 3 contro 3, non viene concessa la norma del vantaggio per il disappunto della panchina laziale, primo fallo in ogni caso commesso dalla rappresentativa veneta, quando mancano 16 minuti e 5 al termine del primo tempo, quando sta insomma per scadere il quinto minuto di gioco. Salutiamo anche Marco Doria, saluti da parte sua da Chioggia, dallo Yes Work Valley, squadra che si è ben disimpegnata nel proprio campionato e che sta tenendo in alto l'orgoglio dello sport di Chioggia, oltre ovviamente all'inarrestabile Union Coldense che ha vinto il proprio girone di Serie D e che disputerà il terzo campionato nazionale nella prossima stagione. Ora calcia in porta Ceccarelli, Zanotto sugli scudi, non si fa cogliere impreparato e sventa il pericolo. Gatto in presa sicura, lancia in diagonale, intercettato e Lotti può involarsi senza trovare la giusta precisione al momento del tiro. Ceccarelli riceve vicino Marcelo, Izzo, 1 contro 2, ancora Marcelo con la maglia numero 2, Ceccarelli, ancora Marcelo, dialogano ripetutamente il 7, il 2 e il 10 della formazione guidata da Giuliani. Recupera alla fine Zanotto, lancia in profondità, controlla un po' difettoso di Franceschini che non tiene in vita il pallone. Ci aveva provato comunque con eroismo e con caparbietà, credendoci fino all'ultimo, ma non riesce nel suo intento. È entrato in campo nel frattempo anche Lucas nelle fila del Lazio, Lucas Andretta Nogueira, il nome completo del giocatore della Roma. Fallo laterale nel frattempo a favore del Veneto, proteste del pubblico di fede laziale. Ceccarelli, lo scavetto in profondità nella zona di Pizzi, corner per il Lazio, Veneto che deve guardarsi le spalle da queste iniziative, serpentina e fallo commesso ai danni di Izzo, con tanto di ammonizione all'indirizzo di Schiavinato, secondo fallo commesso dal Veneto in questo primo tempo, giallo per Kevin Schiavinato. 14:55 al termine del match, settimo minuto in corso, anzi pardon, sesto minuto chiaramente. Ci studiano possibile schema, Ceccarelli sul punto di battuta, 2 uomini in barriera per quanto riguarda Zanotto, si tratta di Guariento e Bonamore, apposta il muro dinanzi a sé, posiziona la barriera che alla fine è composta da un uomo con il secondo sul palo, comunque barriera disposta col massimo dell'attenzione e dell'accortezza. Parte ora il capitano laziale, viene murato 2 volte e poi la conclusione vincente è di Tiziano Pizzi che raccoglie la respinta della retroguardia veneta per infilare Tommaso Zanotto. 1-1, Lazio nuovamente sul livello del mare, quando mancano 14:47 al termine del primo tempo. La rete di Tommaso Pizzi, giocatore facente parte della Lazio, palla ai danni di Kevin Schiavinato, seconda infrazione commessa anche dalla Lazio che ha riaperto tutto. Il Veneto conserva comunque il vantaggio nella differenza reti, ma come detto in precedenza deve guardarsi le spalle, deve
ovviamente fare attenzione a non concedere campo, a non concedersi cali di intensità, di concentrazione. Lancia in profondità, fallo di mano, tocco irregolare da parte di Emanuele Izzo. E dunque il secondo fallo commesso dalla rappresentativa laziale. Sul punto di battuta il Lotti, si allontanano gli avversari, 14:34 ancora da giocare, siamo nel vivo del sesto minuto e ne abbiamo già viste per certi versi di tutti i colori. A Gallocchio ha risposto Pizzi e ora possibilità per il Veneto vanificata, non c'è alcun modo per capitalizzare questa occasione. Poi il tiro di Bonamore ad onor del vero va molto vicino al palo, ci eravamo anche leggermente distratti, non lo nego, ma poco cambia perché la chance non viene concretizzata. Possesso ancora per il Lazio che recupera la palla, Ceccarelli si destreggia, si infionda nello spazio, possibilità di 3 contro 1, bisogna sfruttarlo, questo contropiede, palla al centro e Bonamore arriva sul pallone senza centrare il bersaglio Grossi, in estirada il giocatore del Bissuola ha tentato di impattare la sfera in modo da spedirla in rete, non riuscendoci, l'angolo di tiro era ridotto davvero all'unisono. Possibilità ora di 2 contro 3, contropiede questa volta meno vantaggioso, ma comunque da apprezzare il tentativo di sfruttarlo. Time out richiesto dalla panchina veneta. L'otto volante delle Pala Cosenza ci sta facendo divertire anche quest'oggi e ora c'è un time out con cui poter finalmente rifiatare, poter riorganizzare le idee, fornendovi i risultati che maturano sugli altri campi. La Campania sta battendo per 1-0 l'Umbria, 0-0 tra Marche e Basilicata nel girone A. Nel girone C invece la Liguria sta battendo per 1-0 il Molise, così come la Sicilia sta avendo la meglio della Sardegna nel derby lagunare, nel derby isolano, pardon. 1-0 del Piemonte Val d'Aosta sull'Emilia Romagna e 2-1 per l'Abruzzo sul Friuli Venezia Giulia. Risultati che ovviamente andranno a delinearsi definitivamente col passare dei minuti e potremo successivamente anche tirare le somme. 202 spettatori connessi in diretta, ricordiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo di continuare a commentare perché vi renderemo protagonisti di questa live con continue interazioni. Fallo laterale in ogni caso ora per Schiavinato per il Veneto. Schiavinato, lo ricordiamo, autore di 51 centri nel proprio campionato giovanile. Tiro cross di Guariento insidioso, possibilità di contropiede per il Lazio e Zanotto ci mette il piede sventando la minaccia. Chiediamo scusa per i colpi di tosse, poco ci possiamo fare. Fallo commesso ai danni di un giocatore laziale, terza infrazione commessa dal Veneto. Una partita davvero inadatta ai deboli di cuore, anche questa. D'altronde le squadre si giocano vita, morte e miracoli, per così dire, in questo match, o comunque si giocano la vita sportivamente parlando, al di là di quanto appena affermato. Tiro da parte di Emanuele Izzo direttamente addosso ad un avversario. Si giocano davvero tutto quanto in chiave qualificazione. Nel frattempo rientra Gallocchio che viene sostenuto ancora una volta dal tifo del Veneto. Franceschini, Franzoi, scambiano il 5 e il 7. Salutiamo Fabiana Fadiga che ci sta seguendo dagli Stati Uniti, aveva commentato anche in precedenza la nostra super tifosa, appassionata al punto di svegliarsi
alle 5:25 del mattino, ovviamente considerato il fuso orario che vige oltreoceano. E ringraziamo davvero tanto la cara Fabiana per essersi unita alla ciurma. Intanto palla al centro, 2 volte respinta, poi Gallocchio tenta di destreggiarsi, fraseggia ancora il Veneto. Franceschini deve accentrarsi, converge dalla laterale e alla fine Pistoresi spara direttamente in out per scongiurare il contropiede. Ceccarelli, Marcelo, ancora Capitan Ceccarelli, scambi ripetuti nelle retrovie per la rappresentativa del Lazio, che però alla fine non tiene in vita l'azione. C'è dunque rimessa per il Veneto. Illotti, Franzoi, Franceschini lancia a tagliare il campo diagonalmente, letto con grande anticipo dal diretto avversario. Si trattava ovviamente di Lucas, con la maglia numero 11, appena subentrato anch'egli. Parliamo del giocatore classe 2007 della Roma. Tanto ancora un'iniziativa del Veneto che con Gallocchio prova a destreggiarsi, nulla da fare. Ceccarelli, 1 contro 2, reclamano per un tocco di mano che non viene concesso, tentano invece una spinta quelli del Lazio, mischia clamorosa e alla fine tocco decisivo e vincente quello di Lucas, a cui bastano pochi istanti di gioco per fare la differenza. Secondo centro nel TDR per il giocatore della Roma appena menzionato. 2-1 e Lazio che in questo momento si approprierebbe del primo posto. Veneto che deve dunque ricorrere alle contromisure il prima possibile. Il Lazio ha davvero svoltato, ha davvero cambiato marcia negli ultimi minuti di gara, dimostrando tutta la propria compattezza, l'unione di intenti che caratterizza i propri effettivi. In questo caso qui prova Ceccarelli a destreggiarsi ma viene fermato da Paolo Illotti. Ancora 11 minuti e 9 secondi al termine del primo tempo. Passaggio difettoso di Marcelo, prende in controtempo Ceccarelli. Illotti viene chiuso, viene ostacolato perlomeno e alla fine braccato definitivamente e costretto all'out. Possesso palla per il Veneto. Gallocchio, Illotti tenta l'1-2, non riesce a finalizzarlo. In risposta a Marco Candosin possiamo confermare le sue impressioni, il livello di questa Under 17 è davvero meritevole anche di una categoria juniores, seppur ovviamente dal punto di vista anagrafico possono ancora essere aggregabili con gli allievi, come d'altronde è capitato, ma abbiamo visto anche casi di giocatori già convocati con la juniores. Parliamo ad esempio del grande Mattia Menon, autore di grandi interventi con l'Under 19, seppur la carta di identità reciti appena 17 anni, di classe 2007, lo ricordiamo. Menon che vedremo all'opera questo pomeriggio a partire dalle ore 17:30 nell'ultima live che vi proporremo in giornata. Ora Illotti prova a lottarsela come un leone. Salutiamo anche GX, lo squartatore dei giochi che ci segue da Pressana. Nel frattempo c'è una scivolata che impedisce a Terracina di far sua la sfera. Ottimo l'intervento di Busnardo appena entrato in campo.
rimessa laterale Lazio, recupera il Veneto solo per un attimo, possibilità per Terracina, la tiene lì Zanotto in due tempi e ora Ceccarelli deve destreggiarsi, si gira con un accenno anche di Veronica, riesce a tenere in vita il pallone, ancora Capitan Ceccarelli con la classe di un veterano, altro che under 17, recupera la sfera il Veneto, Franceschini, serie di double pass, torna all'indietro da Busnardo, poi Gallocchio, lancia in profondità alla cieca, raccolto direttamente da Tiziano Gatto, Scavetto a tagliare il campo diagonalmente, anzi orizzontalmente per la precisione, rimessa laterale per il Veneto. Busnardo, la palla per Franceschini, pressato e chiuso da un sandwich di maglie blu come successo in precedenza. La rimessa qui è per il Lazio, la voce è piuttosto in apprensione, facciamo del nostro meglio per proseguire con il racconto del match. Lancia in profondità Ceccarelli, non riesce a dribblare Zanotto, complice il grande intervento del nostro estremo difensore, poi Busnardo si esalta per l'intervento di puro istinto che ha appena compiuto. 8:55 l'intervallo, divertimento allo stato puro anche in questa partita che purtroppo ci vede in svantaggio, ci vede costretti alla rimonta. Izzo, Marcelo, 1 contro 1 ora sull'out di destra tra numeri 7, alla meglio Franceschini che non si fa trarre in inganno, ma è un Veneto che indubbiamente deve trovare le giuste contromisure in campo, deve soprattutto fiondarsi in attacco, deve intensificare i propri attacchi e ritrovare la compattezza di gioco di squadra dei primi minuti. Schiavinato, attende a sinistra Busnardo, viene servito, la palla spizza, lamentano un tocco di mano, Franceschini fallisce una grande chance. Era davvero un'ottima occasione per Riccardo Franceschini che era stato innescato da un lancio millimetrico, chirurgico. Ancora a terra Zanotto. Salutiamo anche Mohamed Amin, come ci chiede il nostro squartatore numero 1. Bianchetti alla rimessa. Marcelo, Izzo. Si accentra, lascia il pallone a Bianchetti, marcatore della giornata di ieri, un centro, un gol per lui contro la Toscana. Gatto, si prosegue per il vantaggio, palla per vie centrali, viene steso ed è punizione e rigore, non lo sappiamo con estrema esattezza, non abbiamo visto la segnalazione dell'assistente dell'arbitro che era coperto dalla tribuna a livello di visuale. È calcio di rigore, è calcio di rigore, sistema il pallone sul dischetto Ceccarelli, la partita potrebbe prendere una piega davvero preoccupante, le proteste di Busnardo che davvero non si capacita della decisione scelta dal direttore di gara. Ceccarelli contro Zanotto, parte ora il giocatore dell'Olympus Roma che calcia e Zanotto dice di no esultando come un pazzo e fa bene, esalta anche il pubblico del Veneto alzando le mani, alza invece la voce alla massima potenza la Torsida dei Leoni. 7:41 ancora da giocare in questo primo tempo, siamo ancora a contatto, siamo ancora a -1. Davvero un grande intervento di Zanotto che si è salvato anche con l'aiuto del palo. Guariento si destreggia, Busnardo viene trattenuto vistosamente, questa
questo è fallo e calcio di punizione e cartellino giallo per Cristian Bianchetti, che diviene così il primo ammonito del Lazio, il secondo del computo generale del match. 4 falli a 3, una partita davvero nervosissima, o quantomeno giocata con un agonismo stellare, e anche Elisabetta Bergantin è contentissima per l'intervento di Tommaso Zanotto, e lo siamo un po' tutti, cara Elisabetta, come testimonia anche l'urlo di gioia dei tifosi ai nostri lati. Boemo il gol, continua a strepitare, a gridare a gran voce sugli spalti. Tocco corto, schema non riuscito perché Franzoi calcia sul fondo, ora impatta il pallone quasi di nuca il capitano. Il Lazio è ancora in possesso, Lazio che comunque mantiene le misure in campo senza scomporsi. Marcelo esce nel dribbling, fallo di Busnardo, quinta infrazione commessa dal Veneto. Quinta infrazione commessa dal Veneto. Anzi no, sì, confermiamo, quinta infrazione. Non si aggiornava il punteggio e il conto delle infrazioni sul tabellone luminoso, ci aveva tratto un po' in inganno. Dunque Veneto che dovrà stare attento a non commettere alcuna infrazione di qui in avanti per non incappare in quanto è successo ai propri fratelli minori, per così dire, all'Under 15, che purtroppo si è vista eliminare per effetto di 3 tiri liberi messi a segno dalla Lazio nella gara giocata in precedenza. Ora si infila tra le maglie Amaranto, Lucas ambiva la doppietta ma non si realizza. Franzoi ostacolato, rimontato, espropriato della sfera, Ceccarelli sull'esterno della rete con un colpo di punta, non riesce a battere Zanotto. Mancano 6 minuti e 39 secondi al termine del primo tempo in risposta a Marco Candosin. Schiavinato lancia in profondità e ora Busnardo viene a sua volta rimontato. Izzo all'indietro per Gatto, pallone in profondità. Franzoi, Schiavinato, ancora Capitan Franzoi, 1-2, palla che in questo caso esce frontalmente, dunque è fallo di fondo per il Lazio. Pietrasanta dialoga con un compagno, va all'1 contro 2. Franceschini lo ostacola, impedisce l'avanzata, ma lui stesso la battuta. Franzoi, Busnardo può destreggiarsi, torna all'indietro da Franceschini, imposta dalle retrovie il Veneto. Ceccarelli spara di prima intenzione, trova una sporcatura, trova dunque un corner prezioso per lui e la sua squadra. Sul punto di battuta Lucas, anzi è fallo laterale ma cambia davvero poco. Tutto il Veneto alla protezione della propria area. Ceccarelli cerca uno spazio con cui far male, la palla forse esce, non è così per il direttore di gara. Zanotto si lancia all'avventura, deve ritornare in porta velocemente, anzi può prendersela con comodo perché Gatto calcia direttamente in tribuna. Per nostra fortuna ci salviamo. 5-13 all'intervallo. Franceschini
Illotti, Bui, entrato in campo anche un altro prodotto del vivaio della Fenice, ossia Geremia Bui, autore di 2 centri all'esordio. Lucas, a piccoli passi, anzi pardon, chiaramente era Pizzi, non Lucas. Pietrasanta, scambia proprio con Pizzi, si propone a sinistra Acchioni, appena subentrato, calcia in porta, doppio rimpallo, Geremia Bui. Illotti, triangola proprio un giocatore della Fenice, partenza possibile per il Lazio. Illotti fa buona guardia e impedisce a Pietrasanta di infilarsi in area. Restano 4 minuti e 29 prima dell'intervallo. Palla raccolta da Zanotto, che fa buona guardia vigilmente nella propria roccaforte, nella propria area di rigore. Rimessa per il Lazio, il campo è finito. Pietrasanta, Pizzi, ora possibilità per Geremia Bui, rimpallato ed impossibilitato nel trovare la porta. Un saluto da Penelope, sorella di Geremia Bui, saluto che gradiamo, che appunto apprezziamo notevolmente. Ringraziamo Elisabetta Bergantin per avercelo riferito. Franceschini, Illotti, 1 contro 1 possibile con Pietrasanta, regalo al Lazio e il miracolo di Zanotto che salva la sua porta da Spider-Man, da uomo ragno. Il portiere della Fenice si fa trovare davvero pronto, distendendosi a terra. Un grande intervento di Tommaso Zanotto, estremo difensore classe 2007 della Fenice. Possesso per Pizzi. Ancora nel numero 5 che non tiene in vita la sfera. Rimessa Veneto. Franceschini. Lancia in profondità. Addomestica la sfera Gatto. Pietrasanta. Sbaglia in questo caso Acchioni, riesce in qualche modo a tenere in vita la sfera comunque il Lazio, che arriva quasi in porta, ma il passaggio di Acchioni è leggermente impreciso, anzi pardon, per Acchioni da parte di Lucas. Avevamo confuso e scambiato i 2 protagonisti. Geremia Bui, trattonato, restano 2 minuti e 55 secondi. Rimessa laterale per il Lazio. Pizzi, Gatto, può avanzare palla al piede, deve scaricare il pallone per non far scorrere i 4 secondi. Andretta, chiaramente Lucas, come la rappresentativa laziale vuole che sia chiamato. Abbiamo parlato in precedenza con i direttori che ci hanno specificato il nome prediletto dal numero 11, il cui nome completo, lo ricordiamo, è Lucas Andretta Nogueira. Bui in profondità, lancio all'indirizzo di Bonamore. GX, lo squartatore dei giochi, chiede di salutarlo di nuovo, viene accontentato in tal senso. Ciao nuovamente caro squartatore e grazie per esserti unito alla ciurma. Bonamore lancia in profondità, meglio filtrante, ancora Bonamore, arriva a contatto con la porta di Gatto ma viene rimontato. Nulla da fare ancora una volta per il Veneto. Niente, la tosse non ci concede davvero un attimo di tregua, purtroppo va così amici. Avremmo confidato in
potervi raccontare più fluidamente questo match, ma davvero non c'è via d'uscita, ma ce la facciamo comunque andare bene. Schiavinato qui non riesce a sfondare, vuole essere salutato come Mohamed Amin, dunque ciao caro Mohamed, ovviamente riferendoci allo squartatore. Ciao caro Mohamed. Marcelo lancia in profondità, cerca di addomesticare Ceccarelli, ancora 1 minuto e 36 allo scadere del primo tempo. Schiavinato lancia in profondità di Lotti, non riesce ad addomesticare Guariento. Marcelo lancio in diagonale, addomesticato da Ceccarelli, tutto regolare, possibilità per Gallocchio che arriva tu per tu con Gatto, venendo rimontato come è successo in precedenza al compagno. Intanto possibilità per Ceccarelli sul fronte opposto, una partita di ping pong, occasioni da un lato e dall'altro, e Ceccarelli vicino al colpo del 3-1 con una volée per poco non mortifera. Izzo viene steso e c'è il sesto fallo commesso dalla Veneto, tiro libero per il Lazio. Si lamenta Gallocchio, non è d'accordo della decisione dell'arbitro. Salutiamo Giacomo Stefanon, come ci chiede Federica Fezzi, salutiamo anche la stessa Federica ringraziandola per la presenza in chat. Siamo 247, siamo davvero numerosissimi, probabilmente non batteremo il record di ieri di più di 300, ma comunque tanto basta per farci contenti. La miglior notizia per noi è di avervi sempre numerosissimi. Ora tiro libero per Ceccarelli che va all'1 contro 1 con Zanotto, meglio l'estremo difensore della Fenice, un rigore e un tiro libero parato per lui. Fallo laterale per il Lazio. Salutiamo il King Andrea Masini, come ci chiedono i nostri follower. Ora posizione vincente, il colpo da biliardo dalla lunga distanza per la rete del 3-1, messa a segno da Edoardo Terracina, terzo gol nel torneo per lui, e ora si mette davvero male. La strada è davvero in salita per l'Under 17 veneta. 3-1 per il Lazio a 42 secondi dal termine del primo tempo, strada davvero in salita, 2 gol da rimontare per scongiurare la seconda eliminazione in una mattina. Prova a passare Schiavinato, alza la testa, viene rimontato da Marcelo. Fallo laterale, non demorde comunque il Veneto. Gallocchio, poi Guariento si fionda sul pallone mancandolo, e ora Izzo può destreggiarsi, arriva quasi a tu per tu con Zanotto, un rimpallo per poco non lo favorisce. Ci pensa Guariento a fare ottima guardia, quasi per usare un gioco di parole col suo cognome. Salutiamo Mauro Franceschini che si è appena connesso in diretta. Terracina direttamente tra i tifosi, complice una deviazione, ancora 13 secondi. Ceccarelli viene incontro Izzo, lancia in profondità alla cieca e dunque rimessa laterale ancora per il Veneto. Ovviamente non vale la rete in quanto è stata battuta direttamente dal fallo laterale. Finisce in questo momento la prima frazione di gioco, Veneto 1, Lazio 3, ribaltate completamente le sorti di questo incontro dopo
la rete del vantaggio segnato da Gallocchio. I gol che decidono il match sino a questo momento portano le firme di Lucas Pizzi ed Edoardo Terracina. C'è la strada ovviamente in salita, c'è una rimonta da compiere, ma ci sono ovviamente tante speranze a cui appellarsi. Piccola pausa, ci rivediamo tra poco.
E siamo nuovamente collegati in diretta, amici appassionati di grande futsal, qui dalla Pala Cosenza per il secondo tempo di questo match tra Veneto e Lazio, che la rappresentativa guidata da Claudio Giuliani sta conducendo per 3-1. Appunto. Vi dobbiamo una correzione abbastanza importante, abbastanza significativa, in quanto il Veneto Under 15, a quanto pare, è stato ammesso ai quarti di finale, alla fase eliminatoria di questo torneo delle regioni in qualità di migliore seconda. Abbiamo controllato nel corso dell'intervallo le graduatorie e la differenza reti dovrebbe premiare i ragazzi del Under 15, che ovviamente erano usciti con tanto sconforto dal campo, ma sembra appunto essere questo il verdetto. Ci scusiamo ovviamente con tutti quelli che ci hanno seguito per aver affermato che invece era stata eliminata la rappresentativa Under 15. Purtroppo il lavoro da fare è tanto, le informazioni da recepire per certi versi sono interminabili, da dover comunicare tra l'altro nella frazione di pochi minuti, e dunque talvolta capita anche a noi di sbagliare, immagino che potrete comprenderci. Al di là di tutto, possesso palla per il Veneto, c'è fallo laterale proprio per i Leoni, andrà a battere ancora una volta Paolo Illotti, autore di un gol nella prima gara del girone. Busnardo, ancora Illotti, Franzoi, dialogano il 5 e l'8, poi l'8 avversario, sia Ceccarelli, si frappone sulla traiettoria. Busnardo, Franzoi, ancora il l'8, viene pressato e alla fine se la lotta come un gladiatore, come un leone autentico, e ora prova Gallocchio da posizione impossibile, forse è alzato sopra la traversa Gatto, invece non è così, la palla è semplicemente sfilata al di sopra delle montante senza che ci sia stata alcuna deviazione. Possesso palla con una Terracina, Busnardo rimonta il diretto avversario Marcelo, altra rimessa in gioco a favore del Lazio. Lancia in profondità, cercato e trovato Bianchetti, ora possibilità di 1 contro 1 per Marcelo, che mette al centro, insegue la sfera Pietrasanta, non Bianchetti, correggiamo. Rimessa laterale Lazio, Ceccarelli mette la punta in questo caso nel tentativo di sorprendere Zanotto, non ci riesce. Franzoi, Busnardo, dialogano l'11 e il 5, si frappone nella manovra anche Pistoresi, appena entrato in campo. Ora in profondità il tentativo di Busnardo, con il pareggio passiamo noi, confermiamo le impressioni e la domanda che ci ha posto Giordano Grosoli. Serve il pareggio appunto al Veneto, con la sconfitta non si riuscirebbe a passare il turno. Ora possibilità di 1 contro 1 e fallo laterale che andrà a battere il Lazio. Marcelo, Terracina, nuovamente sul numero 2, manovra fluida comunque del Lazio che non conosce fine. Pietrasanta, ancora Marcelo, va all'1 contro 1 con Gallocchio, sempre Pietrasanta, e alla fine Terracina gestisce palla nelle retrovie con calma, e alla fine misunderstanding tra Pietrasanta e Marcelo. 16:46 ancora da giocare. Per quanto riguarda il piazzamento come migliore seconda, vi faremo sapere al termine del match, andando a guardare tutte le classifiche che maturano negli altri gironi. Chiaro che la differenza reti è favorevole al Veneto, ma non possiamo affermarlo con certezza, in quanto sono
tante partite da giocare e i verdetti possono essere invertiti in men che non si dica. Durante il time out comunque vi forniremo gli aggiornamenti su quanto accade sugli altri campi, come facciamo di consueto. Rimessa laterale per il Lazio. Terracina in profondità, cercato Franzoi, o meglio c'è l'interdizione del capitano nel tentativo di innescare Ceccarelli nel duello tra i due leader. Nel frattempo è rientrato in campo Schiavinato. Terracina sul punto di battuta. Ora Pietrasanta va all'1 contro 1 con Busnardo, si allarga, non trova la porta, in precario equilibrio. L'angolo di tiro era piuttosto ridotto. 16-12 ancora da giocare. Franzoi, Pistoresi, Busnardo alza la testa, manovra palla con tutta calma, alla fine viene rimontato e un po' beccato dal diretto avversario che palesa una certa dose di agonismo. Parlavamo di Pietrasanta. Franceschini, Franzoi, ancora Schiavinato. Salutiamo Alessandro Stella, che si è infortunato, come ci chiede e come ci racconta soprattutto Ciccio Gamer 89. Franceschini, possibilità ora per Franzoi e Pistoresi viene chiuso all'ingresso dell'area, possibilità di 3 contro 2 per il Lazio. Con rimonta fallosa ai danni del numero 10 del Lazio Izzo, fallo di Pistoresi, è la prima infrazione commessa dal Veneto. Non la prendono bene i tifosi dei Leoni, come avete potuto ben sentire. Restano 15 minuti e 25 da giocare. Molta contrarietà tra i cuori dei Leoni, cuori ovviamente riferendoci ai tifosi. Calcio di punizione per il Lazio. Un uomo in barriera per Zanotto. Parte ora Ceccarelli, calcia direttamente in porta 2 volte, prima Zanotto, poi l'imprecisione impediscono al leader del Lazio di realizzare. Franceschini vuole ribaltare il fronte immediatamente il Veneto. Schiavinato, ancora Schiavinato, può andare all'1 contro 1 con Gatto che chiude il primo palo, fa buona guardia, non si fa sorprendere e sventa la minaccia. Dialogo ora tra Franzoi e il direttore di gara. Strattonate a palla lontana, ovviamente si prova un po' tutte per divincolarsi da queste situazioni. Possibilità di controbreak per il Lazio che arriva quasi fino in fondo e qui Zanotto esce ma prende un colpo in piena mano, probabilmente un pestone, rimane a terra molto dolorante, smorfie di dolore piuttosto palesi per il portiere della Fenice che batte addirittura i pugni sul parquet. Speriamo davvero non sia nulla di grave per l'estremo difensore Tommaso Zanotto, soccorso immediatamente dallo staff medico, è ancora dolorante a terra, disteso completamente sul parquet del Palacosenzia. Andiamo un po' a leggere i risultati che maturano sugli altri campi. Allora approfittiamo di questo time out un po' inaspettato per potervi comunicare il 3-0 della Campania sull'Umbria, il 2-0 della Basilicata sulle Marche nel girone A, 2-2 invece tra Liguria e Molise, 4-2 della Sicilia sulla Sardegna, 5-2 per il Piemonte e Val d'Aosta sull'Emilia Romagna, 4-1 dell'Abruzzo sul Friuli Venezia Giulia, 2-2 tra la Calabria padrona di casa e la Lombardia nel girone E. E in questo momento
nei triangolari il Veneto sarebbe comunque la miglior seconda, in quanto la Puglia è sempre a 3 punti come il Veneto, ma ha una differenza reti di -8. Ma nei gironi a 3 squadre, facendo un rapido calcolo, non dovremmo essere smentiti, ma dovrebbero passare solo le prime classificate. Abbiamo fatto un rapido calcolo in quanto ci sono ben 3 gironi da 4 squadre e, se la memoria non mi inganna, dovrebbero passare le prime 2 di ogni girone da 4 di ogni quadrangolare e la prima classificata di ogni triangolare. Speriamo di essere smentiti a questo punto, lo scopriremo ovviamente a fine match. Abbiamo, spero, accontentato tutti quelli che ci chiedevano questa informazione. Salutiamo Diego Bosello che appunto comunque saluta dalla distanza mister Rozzato, dalla distanza ovviamente se si considera che non è presente al palazzetto, ci sta seguendo come tanti altri in diretta. Nel frattempo fallo della rappresentativa laziale, la seconda infrazione commessa dal team del Centro Italia in questo secondo tempo. Sul pallone va ovviamente Schiavinato, 2 uomini in barriera per il Lazio, di cui uno si stacca come di consueto e va a protezione del palo. Lo schermo di maglia blu a protezione della porta. Parte ora Kevin Schiavinato, sfonda tutto, la resistenza del Lazio, la resistenza di Tiziano Gatto e soprattutto la rete, per la rete che ridà speranza ai Leoni. Kevin Schiavinato, 7° centro del suo torneo delle regioni, una media realizzativa spaventosa anche per lui, svantaggio dimezzato e furore del pubblico veneto nuovamente innalzato alla massima potenza. Chiaramente Acchioni, non Gallocchi, avevamo scambiato i 2 numeri 9. Pressing vincente da parte del Veneto che può ancora pressare. Franceschini recupera il pallone, viene steso al limite dell'area, questo è fallo, presumibilmente calcio di punizione. A terra ancora Franceschini dolorante. Calcio di punizione confermato. Illotti si porta sul pallone, proteste dei giocatori del Lazio. Punizione per il Veneto, 2 uomini sul punto di battuta, o meglio Schiavinato dalle parti del pallone e 2 altri effettivi a ostruire la visuale di Tiziano Gatto. Detta lo schema ai compagni, bomber Schiavinato. Parte ora il bomber della Felice Venezia Mestre, questa volta Gatto presidia ottimamente la sua porta, sventando il pericolo. Fallo laterale per il Veneto, Schiavinato si destreggia, 2 uomini su di lui, Illotto, apertura a destra sul lato opposto per Guariento, Franceschini, ancora Schiavinato, si divincola e calcia! Un fenomeno, Kevin Schiavinato, segna solo lui in questo Veneto, mani alle orecchie, esultanza sotto i suoi tifosi, 8° centro in questo torneo delle regioni, 8 in 2 partite, fate voi il calcolo, media gol di 4 reti a partita.
e tripudio sulle tribune di fede veneta. Non abbiamo più voce, non abbiamo più fiato, non abbiamo più niente, abbiamo solo voglia di divertirci e di poter esultare per questo risultato che ora ci rivede vittoriosi, ci rivede qualificati in virtù della miglior differenza reti. Colpo da biliardo di Kevin Schiavinato, rasoiata, definitela un po' come vi pare, colpo vincente in buca d'angolo che batte inesorabilmente Tiziano Gatto, rete del 3-3, emozioni davvero da capogiro amici, in questa doppia sfida odierna, insomma è trascorsa solo la mattina, ovviamente le nostre corde vocali, le nostre coronarie sono già andate a farsi benedire. Speriamo davvero di resistere anche per la gara della Juniores che seguiremo successivamente. Intanto il tabellone luminoso sta dando di matto, viene ripristinato solo in questo momento, viene accompagnato con gli olè del pubblico, ovviamente ironici. Possesso palla per il Lazio, Terracina, Ceccarelli, altro possesso per il Lazio. Ovviamente si scatena la festa anche nella nostra chat. Salutiamo Moreno Stan, Leonardo Locrati, Dark Incubo e il solito Daniel Cabral che esalta le gesta di mister Rozzato. Ora Terracina si divincola e calcia, una sorta di tiro cross che non trova né la porta e né compagna al centro. Continua a spingere il pubblico, un po' sconfortato invece il tifo del Lazio, che non si aspettava ovviamente di lapidare un doppio vantaggio. Possesso palla per il Veneto, Franzoi, lancio in profondità, letto intelligentemente dal Lazio, Gatto, pallone ora per Terracina, manovra lenta ragionata della squadra di Giuliani, ancora Terracina, scarico su Pietrasanta, dialoga con un compagno, nella fattispecie Marcelo. Ora Franzoi deve mantenere la posizione, non farsi superare, Ceccarelli arriva tu per tu con Zanotto che è strepitoso, almeno 3-4 interventi decisivi dell'estremo difensore della Fenice, The Wall Zanotto, davvero impenetrabile al di là dei 3 gol incassati sui quali poco poteva fare. Rimessa Lazio che comunque guadagna altri metri sul rettangolo di gioco, si sbraccia al limite del campo mister Rozzato che ovviamente sarà quanto mai teso. Occhio a Franzoi che nel frattempo viene un po' sorpreso alle spalle, puntava a far scorrere il pallone. Mancano ancora 11 minuti e 42 al termine del match. Kevin il futsal Schiavinato ci propone Matteo Fusaro. Terracina, 1 contro 1 sull'out di sinistra, si accentra, in questo caso Pietrasanta, c'è ancora Terracina, Marcelo 1 contro 1, possibile ora con Franceschini, va ad imbottigliarsi in uno spazio quasi inesistente e dunque il Veneto si appropria di una nuova rimessa, ma manca una vita amici, mancano ancora 11 minuti e 15 secondi, un'infinità. Franzoi, Busnardo, avanza a piccoli passi, di fronte a sé Pietrasanta, si
Si divincola Gallocchio in uno spazio inesistente, ha tentato di tramutarsi in sciatore, in slalomista, non ce la fa, ma comunque da apprezzare la sua iniziativa. Altro fallo laterale, conclusione di Gallocchio Murata, 259 spettatori in diretta. Pallone all'indietro, Franceschini calcia da casa sua, la toglie dall'incrocio dei pali il Gatto, mette la sfera in calcio d'angolo. Franceschini, tiro deviato e messo in fallo laterale. Si cambia lato di campo, ma rimaniamo in possesso. Su tutto il volume per udire i cori dei tifosi del Veneto. Ora Franceschini prova a divincolarsi, occhio intanto a Bernardi, la quale rasoiata si spegne sul fondo, fa la barba al palo, il sinistro da parte di Daniel Busnardo, non di Bernardi ovviamente, avevamo confuso i due numeri 11, portate pazienza, ovviamente stiamo esaurendo la lucidità, non lo nego, ovviamente si trattava di Busnardo, correggendoci immediatamente. 10 minuti e 21, fallo laterale per Franceschini. Gallocchio prova a divincolarsi, sterza e sul primo palo trova la chiusura di Gatto, rimonta di Franceschini, poderoso, applauso per Gallocchio, esplode di gioia la panchina dello Veneto, un gol che significa tantissimo per la lotta al primo posto, la rete del nuovo vantaggio con la formazione di Rozzato, doppietta di Alessandro Gallocchio, 6 nel torneo, sfrutta l'assist davvero millimetrico della compagna per fare 4-3 e per farci impazzire di gioia. Mani al cielo per noi, mani al cielo per lo straordinario Alessandro Gallocchio. 4-3, esulta intanto conclusione sul fronte opposto, una partita senza fine. Scommetto €1 che non arrivo vivo al termine del match, amici, ci scommetto almeno €1, perché questo è un match davvero da capogiro, altro che partita inadatta ai deboli di cuore. Qui si va oltre, colpo di testa sulla traversa da parte di Lucas, con Zanotto che era un po' sorpreso ma si è comunque salvato. Possesso palla per il Lazio, che ora deve segnare 2 gol per appropriarsi del primo posto. Salutiamo Diego Busello, come ci chiede Daniel Cabral. Fallo laterale per un Lazio che non vuole mollare. (4-3) per il Veneto. Partita senza un senso logico, anche questa. Questa volta però sembra sorriderci, ma aspettiamo a cantare vittoria ovviamente. Qui spalla alla porta Lucas, viene steso in maniera regolare Bianchetti, si lamenta un po' il pubblico di fede laziale, sembra essere tutto a posto, mancano 9 minuti al termine del match. Un caro saluto ci giunge anche da Mattia Bonamore, fratello del grande Christian, che ben sta facendo in questo torneo con 3 gol segnati all'esordio. Busnardo in profondità, il Lazio ovviamente di mollare e di demordere non ne vuole sapere. Palla al centro dell'area, ancora Zanotto, si salva con la gamba sinistra,
salva la sua porta Tommaso Zanotto, uno dei migliori in campo. Ammontano ad almeno 6-7 con questo gli interventi decisivi. Ora possibilità per Bonamore, citato in precedenza, Gatto si salva. Ora possibilità per il Lazio sul fronte opposto, Bonamore lo recupera, gli esulta praticamente in faccia. Gesto, a dire il vero, non ci piace troppo, ma comunque glielo concediamo, su via. Ovviamente l'agonismo è alle stelle. Salutiamo Matteo Pianura, come ci chiede Alex Fe 2.0. Ora Lucas si accentra e riceve nuovamente lo spunto del compagno. Zanotto, la saracinesca, insuperabile questo portiere, amici. Anche con il volto mantiene la lucidità per parare e per esultare. Gatto in profondità, Illotti ha letto tutto. Qui taglia il campo orizzontalmente Ceccarelli, viene pressato e alla fine la sfera è per il Veneto con Geremia Bui, dolorante a terra. Si rialza comunque prontamente, nulla di grave per lui. Salutiamo Tiziana Ostan, mamma di Riccardo Franceschini, un complimento ovviamente anche a suo figlio, cara signora. Salutiamo. Intanto tiro cross e Gatto si salva, non so come, sul bolide sferrato da Paolo Illotti. Ancora corner a 7:28 dal termine. Dicevamo, salutiamo anche Giacomo e Loco Pinciroli, come ci chiede Riccardo Cesari. Schiavinato, messo sotto pressione e impossibilitato nel far proseguire l'azione. Ora Bonamore rimonta l'avversario. Gatto, Ceccarelli, spazio sulla sinistra per Izzo che in precario equilibrio per poco non fa male. Manca però il bersaglio grosso. 7-0-3 al termine del match. Gallocchio, ancora modo di far male, ne trova un avversario sulla sua strada a dirgli di no. Il tempo scorre assai lentamente, pian piano ci avviciniamo al 40°, ma la strada è ancora lunghissima. Contropiede possibile per il Lazio, 3 contro 1, rimonta in questo caso Geremia Bui, lancia in profondità, letto con opportuno anticipo da Pizzi. Non si frena davvero la festa nella nostra chat, che ovviamente non può mancare, vista la situazione a noi favorevole. Qui Arpione il pallone Gatto, lo agguanta soprattutto, lo fa suo. Terracina, non si fa superare, in questo caso Gallocchio. Terracina, ancora Capitan Ceccarelli, manovra lenta, ragionata del Lazio, Gallocchio a dar fastidio, rimessa Veneto, Illotti, il Gallocchio anticipa Gatto, tenta di rimettere in gioco rapidamente il pallone. Telecronista, sei un fratello, ci scrive Daniel Cabral, è un onore ricevere questo tipo di complimenti, questo tipo di elogi, caro amico, quindi ti ringrazio. Tanto giallo, credo per Terracina. Intanto calcio d'angolo, confermiamo la munizione per Terracina. Intanto palla al centro, Murata, possibilità di ripartenza per quanto riguarda il Lazio
neutralizzata, Gallocchio si destreggia e poi il Lotto recupera per un attimo, torna all'indietro da Zanotto che prova da casa sua, ma è più un disimpegno per evitare guai peggiori. Mancano 5 minuti e 49 secondi. Izzo. Ancora Izzo. Possibilità sull'out di sinistra per Ceccarelli che sfiora il palo. Ci è andato davvero vicino Capitan Ceccarelli. Un mancino poderoso il suo. Non è andato ancora a segno, ma decisamente risulta uno dei migliori della sua squadra. Avanza Geremia Bui. Colpo di testa da parte di Ceccarelli. Busnardo fa filtrare e lascia soprattutto la sfera a Zanotto. In profondità il colpo di testa da parte di Bui solo improvvisato, non realizzato. Possibilità di avanzata per Ceccarelli che mette la punta e lambisce il palo. 5-0-7, ovviamente non mi sentirete più urlare come in precedenza, a meno che non venga realizzato un altro gol. Purtroppo la voce pian piano ci sta abbandonando e dobbiamo centellinarla, per così dire. Ancora a terra Zanotto. Daniel Cabral ci invita il 10 maggio per la finale playoff che si disputerà alla palestra Gozzano di Padova, probabilmente riferendo alla sua antenore. Accogliamo con gran piacere il tuo invito e speriamo di poter presenziare nel tempio del futsal padovano. Nel frattempo Zanotto a terra, sembra comunque tutto ok per lui. 5-0-7 ancora da giocare. Zanotto è costretto all'uscita invece. Ritiriamo quanto appena affermato. Nazzari alla difesa dei pali. Portiere militante proprio nell'Antenore Sport Padova appena menzionata. Fallo laterale che conquista il Veneto. Calcia in porta direttamente da casa sua Guariento, trova una deviazione. Alla fine Zanotto rientra, è stata solo temporanea la sua botta, il suo infortunio. Calcia in porta Guariento, non centrando il bersaglio Zanotto. Rimontato ed espropriato della sfera, ma c'è fallo laterale comunque a beneficio del Veneto. Franzoi sul punto di battuta. Guariento. Franceschini, lancio in profondità, nulla da fare. Gatto può avanzare serenamente, forte e sguarnita. Il Guariento è andato in pressione, possesso ancora per il Lazio con la Terracina. Mancano 4 minuti e 28 secondi per soffrire tutti insieme e speriamo per emozionarci ancora. Pietrasanta, Terracina, 1 contro 1 con Busnardo, recupera proprio il numero 11, può involarsi in campo aperto. Questo è fallo ed ammonizione, credo. Non c'è invece il cartellino giallo. Questa è la decisione del direttore di gara, persiste qualche dubbio. Comunque in questo caso non per essere di parte, ma comunque è stata arrestata una possibile iniziativa in campo aperto. Ovviamente non sta a noi giudicare l'operato del direttore di gara, ci mancherebbe, ma in questo caso un cartellino giallo non sarebbe apparso chissà quanto inappropriato. Fatto sta che prendiamo atto di quanto deciso dal direttore di gara per ovvie ragioni. Calcio di punizione per il Veneto che andrà a battere ora Alessandro Guariento. 2 uomini in barriera. Per quanto riguarda il Lazio parte Guariento e va vicinissimo e attraversa. Un missile terra-aria da parte di Alessandro Guariento. Cosa stava per fare?
Possesso palla per il Lazio, che è in avanti con il quinto di movimento, lo ricordiamo, è appena entrato in campo Cristian Bianchetti. Marcelo dalla lunga distanza, la tiene lì Zanotto, che poi può anche calciare, ci va vicinissimo Tommy Zanotto, e avesse segnato avrebbe davvero meritato l'11 in pagella, neppure il 10 lode. Marcelo, Ceccarelli, ancora il capitano, Bianchetti all'indietro, sempre il numero 3 in posizione centrale, qui doppio rimpallo e la sfera è a favore della Veneto. No, è calcio d'angolo, ci correggiamo. Ha esitato un pochino il direttore di gara, alla fine ha optato per concedere il corner. Lancio all'indietro per Ceccarelli, che avanza a piccoli passi. 1-2 con un compagno, la porta è sguarnita, Schiavinato non indirizza al meglio la sfera, mancando il bersaglio grosso. 2,46. Rimessa battuta corta, Ceccarelli pressato da Schiavinato, fa scorrere il pallone Jeremy Abui. Simone Patrizio ci chiede di salutare il grande Granci Moscoso, uno dei totem del futsal veneto, giocatore con cui ho anche collaborato personalmente, con cui appunto ho condiviso una stagione al Carré Chiuppano, prima che esso diventasse Alto Vicentino Futsal e prima che il calciatore di Santo Domingo si trasferisse alla Fenice. Un caro saluto al buon Granci, un augurio di buon futuro per lui e per te, caro Patrizio, caro Simone. Ora possibilità per Bianchetti, a tu per tu col portiere, il palo ci grazia dalla rete del 4-4, palo colpito credo da Pietrasanta. Ora possibilità ancora al centro dell'area, si gira e Marcelo colpisce il palo, era lui, non Pietrasanta, ci correggiamo. Ancora 1,43. Lucas Bianchetti viene circondato, la sfera è ancora a beneficio del Lazio. Ceccarelli, eccolo servito. Pietrasanta, sempre Ceccarelli. Bianchetti cerca uno spazio, non lo trova per la chiusura decisiva da parte di Illotti, che fa la cosa giusta sventando la minaccia, murando. Ceccarelli, Bianchetti, bagarra al limite dell'area, risolta dalla Lazio, che ora si addentra in area di rigore e Bianchetti sbaglia l'impossibile alzando la traiettoria del pallone. Che occasione per il numero 3. Illotti va in profondità, non trovando modo di servire alcun compagno. 300 spettatori in diretta, record giornaliero. Grazie davvero a tutti amici per aver tagliato il traguardo dei 300 spettatori anche quest'oggi. Fa scorrere Franceschini, la palla per il Veneto e mancano 49 secondi al termine del match. C'è solo da gestire questo doppio vantaggio. Lancio in profondità, addomestica con il petto solo parzialmente Pietrasanta, possibilità di 2 contro 1 o 1 contro 2 anzi, per quanto riguarda Gallocchio, che porta a casa comunque un corner. Si attende il momento più opportuno per riprendere il gioco. Indietreggiato il raggio d'azione, serie di batti e ribatti,
alla fine Bianchetti recupera il pallone, deve impostare il prima possibile. Avanza Lucas, la palla è fuori misura per la festa della panchina veneta che esulta a grande voce, Bianchetti, porto per il numero 2 Marcelo, calcia in porto con la distanza siderale, in questo caso Tommaso Ceccarelli, 13 secondi, la partita è ormai addirittura d'arrivo, l'impresa è quasi compiuta, lancio in profondità, colpo di testa solo accennato da parte di Franzoi, e ancora fallo laterale, ancora out per il Veneto, 9 secondi, 9, viene steso in maniera regolare a giudizio dell'arbitro il giocatore del Veneto, Geremia Bui, chiaramente tanto finisce la partita, in questo momento può esultare il Veneto Under 17 che compie la propria impresa con 6 punti su 6, tanto si scatena una mischia in campo, Bagar e Rissa davvero implacabile, animi alquanto furenti per un'esultanza eccessiva, almeno ritenuta tale dai giocatori e dai dirigenti della Lazio. Bisogna sedare gli animi il prima possibile, che brutto finale dopo una partita spettacolare. Comunque i giocatori del Veneto vanno a festeggiare, ma Ceccarelli ha qualcosa da dire, in particolare credo a Gallocchio, era piuttosto contrariato il capitano del Lazio, vediamo se gli animi vengono sedati, sembra di sì. Rientrano i giocatori del Lazio negli spogliatoi. Sembra tutto rientrato, almeno speriamo che sia così. Le squadre ovviamente devono rientrare per il saluto a tutta la platea presente qui al Pala Cosenzia. Ancora delle lamentele da placare, davvero non è chiaro quel che è successo sul parquet di gioco, c'è una mischia anche in tribuna, bisogna mantenere tranquilli dei tifosi che evidentemente non hanno preso bene qualcosa che è partito dalle tribune, c'è nervosismo davvero in ogni dove. Direi che per il momento possiamo arrestare il collegamento, vi faremo sapere tra pochi istanti se sarà il caso, sarà opportuno andare ad intervistare i protagonisti, perché con questo nervosismo è meglio stare il più possibile cauti. Ci risentiamo eventualmente tra pochi istanti, altrimenti termineremo il collegamento. A tra poco con le eventuali interviste.
E allora siamo collegati, amici appassionati di grande futsal, al termine di un match al Cardiopalma che il Veneto si è aggiudicato per 4-3. Vediamo la festa davvero totale, davvero trepidante sul parquet di gioco del Pala Cosenza. Siamo qui a tal proposito con due dei protagonisti indiscussi di questo match, ovviamente mister Andrea Rozzato e il portierissimo Tommaso Zanotto, che ha ben difeso i pali della sua porta. Iniziamo dal mister, che ovviamente è parecchio emozionato. Mister, come si commenta un match non adatto ai deboli di cuore, definiamolo così? Allora, prima di tutto complimenti al Lazio, immediatamente facciamo i complimenti al Lazio. Erano due squadre che meritavano entrambe di andare avanti e di avanzare nella competizione. Oggi siamo stati molto bravi, perché nel primo tempo penso che ci dessero parecchio per morti e invece abbiamo saputo girare la partita, girare gli episodi che nella prima parte di gara invece avevano favorito in maniera positiva loro, ma per merito chiaramente, e invece un minuto alla volta, una giocata alla volta siamo riusciti a sistemare la partita. Mi permetto di fare un passettino in avanti. MVP della partita chiaramente tutta la squadra, ma il ragazzo che è a fianco, perché Tommaso ha fatto una partita incredibile. MVP tutta la squadra, confermiamo quel che ha detto il mister, insomma approviamo appunto, ma c'è un ragazzo in particolare da elogiare, Tommaso appunto, che è qui alla mia destra, che intervistiamo in questo momento ovviamente. Tommaso, che dire, insomma un tiro libero parato, un calcio di rigore, almeno 6-7 interventi degni di nota. Come si commenta un match del genere? No, vabbè, si sapeva che era una partita che si soffriva, quindi abbiamo fatto difesa, siamo stati molto solidi e dopo ci sai, i tiri bisogna subirli, quindi il compito mio è quello di parare e ho parato. Questo comunque è un torneo che indubbiamente ti fornirà una notevole vetrina per metterti in mostra. Insomma, tu sei un portiere che comunque si stai ben disimpegnando con la Fenice Venezia Mestre anche nel campionato, ma indubbiamente ben figurare al torneo delle regioni può essere un bel biglietto da visita per il futuro. Sì, ovviamente. Adesso speriamo di arrivare in finale e si sa, speriamo di alzare il titolo. Speriamo veramente nelle meglio. Ultima battuta con mister Rozzato, adesso c'è un quarto di finale, nel frattempo abbiamo anche il presidentissimo Beppi Ruzza, che ovviamente è sempre graditissimo. Ultima battuta mister, come si affronta il prossimo impegno? Appunto c'è un quarto di finale da preparare in 2 giorni, che emozioni saranno ovviamente da descrivere, da vivere tutti insieme a Reggio Calabria appunto lunedì? Intanto bisogna capire contro chi andiamo a giocare. In questo momento, vi dico la verità, non so qual è la nostra avversaria. Neppure io. Ecco, abbiamo qualche idea sul Piemonte, sulle altre invece dovremo andare a studiare quello che hanno fatto. Intanto ci godiamo questo, ci riposiamo, pensiamo al trasferimento di domani e in base a quello che sarà poi l'abbinamento penso che comunque, per quello che si è visto in campo, questa è una squadra che può giocarsela alla fine con tutti. Non partiamo mai battuti e andiamo, non c'è problema, quello sarà l'avversario, prepareremo bene la partita. Quello che è importante oggi è stato l'aspetto emozionale ed emotivo e abbiamo visto che questi ragazzi sono maturati tanto e penso che questa sarà una garanzia per il futuro. Ringraziamo ovviamente Tommaso Zanotto e mister Andrea Rozzato, che invitiamo ovviamente a salutare tutti i nostri telespettatori. Appunto un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie mille per averci seguito. Un saluto mister. Grazie per tutto quello che fate per il Movimento Veneto, grazie per i tifosi che ci hanno seguito oggi e alla prossima partita. Ovviamente hanno portato via con la forza, tra virgolette, Tommaso Zanotto, perché c'è da festeggiare e ci uniamo anche noi alla festa. Allora possiamo finalmente concludere il collegamento, salutiamo anche il presidente che ci ha fiancheggiato in queste interviste. Andiamo ovviamente anche con le immagini ad inquadrare la festa del Veneto Under 17 appena qualificatosi per i quarti di finale. Direi che per il collegamento odierno è davvero tutto. Vi rinnoviamo l'appuntamento a tal proposito comunque per le 17:30 con la gara della Juniores, che affronterà a sua volta il Lazio, ovviamente in un match delicatissimo per il prosieguo del torneo. Per il momento è tutto, ringraziamo ovviamente il caro Andrea Di Giambattista per il lavoro al coordinamento tecnico e alle riprese. Qui da Cosenza, dalla Pala Cosenza, da Marco Marra è tutto, un saluto, alla prossima!